Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'approfondimento medico. Oggi parliamo di ossigeno-ozonoterapia nel trattamento delle patologie neuro-ortopediche. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Saluto e ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Ben trovato, dottore. Ben trovato. Allora, intanto parliamo di applicazioni neuro-ortopediche. Che cosa significa e che cosa mettono insieme queste due branche? Neuro-ortopedico è un termine americano, si usa poco in Italia. Vuol dire appunto l'assetto neurologico che sta dentro una struttura che per tradizione è sempre stata una struttura di competenza ortopedica. La colonna vertebrale era nei decenni passati competenza esclusiva dell'ortopedico, che trattava la scoliosi, che trattava le deformità della colonna. È stato poi negli anni che si è diciamo, capito il rilievo della struttura nervosa all'interno e quindi la chirurgia di correzione di queste cose aveva la necessità di diventare una chirurgia particolarmente delicata perché lavora sui nervi o sul midollo e quindi non solo chirurgia ortopedica ma appunto neuro-ortopedica. Allora chiedo dalla regia a Italo e Francesca di mandarci in onda la prima slide, no? Perché vogliamo raccontare bene il trattamento che viene fatto tramite l'ossigeno e ozono, un trattamento che si è visto a svariate applicazioni con benefici anche importanti. Che cos'è l'ozono, dottore, e come si presenta in natura? Ecco, l'ozono appunto una sostanza che fa paradossalmente bene, perché di per sé è un veleno, di per sé è una sostanza con effetti, anche lo leggiamo nei giornali tutti i giorni, fa parte dell'inquinamento atmosferico e di tutte queste problematiche del mondo moderno. E in natura l'ozono sta sopra all'atmosfera, in cima all'atmosfera del pianeta. Perché? Perché praticamente nella parte più di superficie esposta più direttamente ai raggi solari, l'ossigeno riceve moltissima energia appunto dal Sole e viene attivato, le molecole di ossigeno si uniscono, si forma una tripletta che appunto è il cosiddetto ozono. Allora questo strato di ozono è in continuo rinnovamento perché si forma quando c'è il sole, quando l'emisfero va all'ombra dall'altra parte invece si demolisce questo ozono, l'equilibrio dell'insieme crea questo strato dell'ozono che in natura ha un'importanza essenziale per noi, non potremmo nemmeno vivere, non vivrebbe nessuna forma vivente nel pianeta se non ci fosse l'ozono che filtra i raggi ultravioletti, perché potenziandosi l'ossigeno in ozono assorbe i raggi ultravioletti in una quantità tale da farne arrivare molto meno nel pianeta e permetterci di vivere. C'entra qualche cosa con il famoso buco nell'ozono che insomma in questi anni abbiamo sentito nominare spesso? Infatti nei decenni passati uno dei problemi emersi proprio per causa dell'inquinamento, gli idrofluorocarburi producevano appunto la demolizione dell'ozono e quindi si è creato soprattutto all'Antartide un buco letteralmente in questa sfera che ci protegge dagli raggi ultravioletti dove mancava l'ozono ed è stato grazie agli accordi delle varie nazioni, nelle varie conferenze che si sono svolte negli ultimi 20 anni, che si è riuscito a porre rimedio perché è stata ridotta la quantità di produzione degli idrofluorocarburi e quindi è stato ripianato diciamo, un equilibrio naturale per cui abbiamo praticamente chiuso questo buco, cioè questo vuoto di ozono ai poli e quindi un pericolo per la sopravvivenza che diventava veramente importante. Certo. Ecco. Invece nella zona atmosfera, nei primi chilometri diciamo, di aria che respiriamo, l'ozono è presente quando c'è troppo inquinamento perché si associa ai gas di scarico, ai gas di combustione
che appunto attivano l'ossigeno anche loro in ozono, ed è un inquinante perché respirarlo fa male. Certo, infatti le stavo per chiedere se l'ozono è lui stesso un gas appunto inquinante. È un gas inquinante e velenoso, dipende appunto dalle concentrazioni. Se noi respiriamo l'ozono è dannoso per i polmoni, è veramente dannoso, distrugge gli alveoli, perché è una sostanza con un'attività metabolica estremamente potente. Ed è da qui che nasce invece l'aspetto positivo, perché diventa uno stimolo di iperossidazione che stimola il nostro corpo a reagire. Certo. Senta professore, facciamo un po' un ripasso di storia insieme, che è sempre utile e importante. capire. Andiamo a vedere come con le slide proprio come è stato scoperto questo gas. Infatti la scoperta è stata proprio ozono, vuol dire ozein in greco, odorare, perché chi ha inventato la prima grande macchina di produzione dell'elettricità alla fine del Settecento era appunto Van Marum, che ha costruito questa Large Electricity Machine, cioè una macchina che era appunto un insieme di bobine, di rame e di altri metalli che producevano per la prima volta su larga potenza la corrente elettrica. Ha sentito intorno a questa macchina questo odore strano e da lì ha capito che evidentemente anche nell'aria circostante a questa elevata corrente elettrica succedeva qualcosa. L'ozono veniva attivato, veniva prodotto dall'ossigeno. Certo. E quindi da lì si è cominciato a vivere l'esperienza di questa sostanza, a capirne la presenza e i possibili utilizzi. Ecco, quali sono gli utilizzi che inizialmente non sono stati subito in campo medico, ma insomma in campi diversi? In campo medico. Diciamo che subito ci si è accorti che era un potentissimo battericida, appunto perché non permette una forma di vita, quindi distrugge i batteri, ma distrugge persino i virus. E quindi è stato iniziato l'utilizzo per sanificare le acque. Nelle grandi città si è cominciato addirittura nell'Ottocento, dove a Parigi per la prima volta appunto Paul Otto ha fondato la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, ed è stato uno dei primi che ha portato appunto l'utilizzo, che ha visto la realizzazione poi di impianti di disinfezione che tuttora sono usati a città come Ferrara, come Bergamo, città dove è necessario, le grandi metropoli, dove è necessario avere grandi quantità di acqua pulita ed è difficile proprio ambientalmente per i problemi di numero di persone, di quantità di sostanze, di detriti che vengono liberati prodotti. Ci sono questi impianti dove queste acque inquinate vengono fatte scorrere in campi di ebollizione dell'ozono e quindi vengono disinfettate e ripulite. Non soltanto per la depurazione delle acque, ma anche nelle industrie, ad esempio per sterilizzare alla fine, bibite, per sterilizzare vino, le bottiglie, vino, le bottiglie, appunto, perché appunto è lo sterilizzante molto più potente del cloro, dell'iperclorito, di qualunque altra cosa, perché proprio distrugge tutti i batteri proprio. In medicina invece lo spieghiamo tra pochissimo, perché abbiamo una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Silvia da Pordenone. Buongiorno Silvia, ci dica pure. Vorrei sapere se questo interessante trattamento, questa ozonoterapia, può essere di utilità a una persona affetta da sclerosi multipla. Grazie Silvia per la sua telefonata. Iniziamo un po' ad addentrarci nelle applicazioni. Questa purtroppo parla di una malattia terribilmente difficile. Allora, per la sclerosi multipla di per sé purtroppo non è certamente possibile avere una cura con l'ozono. Cosa può fare? Può lenire alcuni sintomi che possano essere legati a iperossidazioni, però diciamo appena come coadiuvante mi potrebbe venire in mente il fatto di dire lo possiamo utilizzare per ozonizzare il sangue, per semplicemente potenziare le difese della persona. Purtroppo in una malattia di questo genere finisce lì.
Ecco, questo è Sì, il consiglio certo. del dottor Alexander. Grazie a Silvia per la sua telefonata. Torniamo all'applicazione medica dell'ozono. Sì, l'applicazione medica che è stata vista quindi all'inizio, visto che appunto disinfetta e sterilizza, è stato utilizzato per disinfettare, pulire gli ambienti delle sale operatorie, pulire in maniera più radicale i ferri chirurgici, cioè una serie di applicazioni appunto per la sanificazione, come al giorno d'oggi viene utilizzato per esempio anche per sanificare le acque delle piscine, di ambienti pubblici eccetera, dove l'azione dell'ozono rispetto all'azione del cloro è estremamente più efficace e estremamente più potente. In ambiente medico poi da questi usi diciamo intorno al malato si è cominciato a vedere per esempio che disinfettando disinfetta per esempio una piaga da decubito, ed ecco quindi che veniva incrementato, facilitato l'utilizzo per le ulcere, per tutte queste cose dove la malattia è un'infezione, perché è un potentissimo disinfettante, e quindi si è visto che questo successo anche qui andava al di là della semplice disinfezione, perché mi disinfetta la piaga, però contemporaneamente osserviamo che il tessuto della persona diventa anche più roseo, più nutrito, gli migliora la circolazione. Quindi c'è un effetto in più al disinfettante che è un effetto sulla persona positivo perché migliora il circolo, ed ecco quindi che l'applicazione ha cominciato ad allargarsi e poi si è visto che applicando l'ozono disinfetto, mi migliora la qualità del tessuto malato e mi fa sparire il dolore. Ed ecco qui che è cominciato il grande capitolo di utilizzo, da dire come mai con l'ozono ottengo un sollievo sul dolore che va al di là dell'applicazione del momento, va al di là del fatto che se io inietto per esempio un anestetico e ovvio tolgo il dolore ma dura qualche mezz'ora. Con l'ozono l'effetto diventa duraturo e allora si è cominciato a chiedersi perché e quindi a studiare i meccanismi d'azione. Certo. Un'altra telefonata Sì. in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sono Maurizio da Pordenone. Buongiorno Maurizio, ci dica pure. Buongiorno. Allora, volevo chiedere questo, un po' più approfonditamente, l'azione che ha nelle ernie lombari. Certo. E quanto tempo può durare questo beneficio? Grazie Maurizio, Perfetto, grazie, ottima grazie. domanda, tra l'altro Sì, molto pertinente, molto al tema di sì, oggi. sì, sì. Che indicazione possiamo dare? La questione è, per fortuna, al giorno d'oggi abbastanza semplice e spiegata. Per esempio, io nasco come neurochirurgo ed ero abituato ad aprire la colonna vertebrale per togliere questi tessuti ammalati. E lo spunto ad addentrarmi nell'utilizzo, nella conoscenza di questa sostanza mi è venuto dal fatto che parallelamente io facevo moltissima microchirurgia dei nervi periferici ed eravamo un gruppo di studio diciamo pionieristico negli anni 80 della microchirurgia ricostruttiva dei nervi. Ma alcuni colleghi, il professor Merl di Montpellier e il professor Narakas di Zurigo, hanno cominciato ad osservare in quegli anni che aiutando il metabolismo dei nervi ammalati era più facile poi fare una cura chirurgica efficace, e quindi è cominciato a entrare in testa questo concetto di dire aspetti metabolici possono essere di grande aiuto anche alla patologia che curi chirurgicamente. Ed ecco che appunto nel caso, ritornando all'ozono, nel caso di un'ernia del disco, esistevano delle osservazioni di laboratorio che mostravano che un'ernia del disco, al di là del fatto meccanico di compressione che può fare sui nervi, ha delle caratteristiche di un tessuto molto infiammato. Ed ecco che quindi l'applicazione dell'ozono riduce l'infiammazione. L'infiammazione tra l'altro comporta molta idratazione del tessuto e quindi toglie l'infiammazione, riduce l'idratazione, quindi diciamo sgonfia il tessuto erniario, questo frammento di disco rotto addosso ai nervi, letteralmente comincia a sgonfiarlo e quindi aiuti la
persona prima sui sintomi, ma poi anche sulla realtà della forma, della morfologia del problema, perché proprio cambi il volume, cambi la consistenza del tessuto patologico che danneggia i nervi. Quindi l'applicazione dell'ozono in un'ernia del disco è utile non solo perché da subito riduce i sintomi, ma poi proprio perché cambia la realtà delle cose. I benefici insomma, di questo trattamento per questa patologia, per l'ernia del disco, ma si mantengono nel tempo o c'è bisogno di qualche altro, diciamo così, di qualche altro trattamento, ecco, con l'ozono? Allora si entra nel tema della modalità di somministrazione. Se parliamo di un'ernia del disco che provoca dolore e basta, per esempio, provoca una lombalgia, una lombosciatalgia, somministrando l'ozono, anche somministrato a livello ambulatoriale, riesco a ridurre i sintomi e a dare un beneficio temporaneo, diciamo. Certo. Se però il trattamento viene portato alla radice del problema, cioè se io vado a collocare l'ozono direttamente nel disco o direttamente nell'ernia del disco, chiaramente lì interviene l'azione di cambio strutturale, non cambio soltanto l'infiammazione, il dolore, il metabolismo, cambio proprio la quantità e la pressione volumetrica dell'ernia e quindi cominciando a rinsecchirla provoco che si cicatrizza progressivamente, non chiaramente di punto in bianco, ma nel giro di qualche settimana provoco che questo tessuto diventa asciutto, disidratato, cicatrizza, praticamente risolvo il problema nel volgere di un po' di tempo. Quindi curo il sintomo, ma curo il sintomo, anche la ma causa. Alla fine curo la causa, arrivo ad avere un risultato definitivo e duraturo. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea con noi? Sono io, Carnelli. Buongiorno, ci dica pure. Buongiorno, in diretta. Ho 92 anni e ho avuto la sostituzione del femore alla gamba sinistra. Però, a parte quello, poi ho qualche dolore al ginocchio, insomma, un po' di artrosi, diciamo, senile. Però ho dei momenti che ho una vertigine che mi scompare anche quasi subito, però se sono in piedi e magari non ho dove appoggiarmi, sento che potrei anche cadere a terra, ecco, tutto qui. Da cosa proviene? Ecco, grazie per la sua telefonata. Con quello che possiamo avere a disposizione per dare una risposta, ecco, dottore. Qui bisognerebbe aprire un capitolo sulla diagnosi. Allora, chiaramente la vertigine può avere motivi cerebrali, restando proprio stretti sul neurologico, motivi cerebrali, motivi cervicali, motivi di circolazione di sangue al cervello o al midollo cervicale. Chiaramente in una situazione, in un quadro così, bisogna studiare le arterie, essere tranquilli che non abbia un problema ad origine cardiologica, che non sia un problema di circolazione di sangue, di metabolismo generale. Specificamente nel neurologico potrebbe essere legata a una difficile ossigenazione, appunto difficile perfusione locale del cervello, che può anche essere momentanea e quindi di per sé non maligna ma da gestire, oppure può essere legata anche a una forte artrosi cervicale che provochi una stenosi della colonna cervicale. Purtroppo l'argomento così è troppo vasto, ampio per dire con cosa possiamo aiutarlo. Andrei a una diagnostica a cercare di capire il perché. Il motivo, ecco, quello sicuramente è il primo passo. Allora andiamo velocemente a vedere le prossime slide per capire, ecco, ancora meglio quali sono le applicazioni, tra cui c'è anche l'applicazione per il dolore, la sua funzione anche come anestetico. Prego. Abbiamo un riassunto, diciamo, schematico di che cosa vuol dire star bene nel nostro organismo. Lo star bene nel nostro organismo è un perfetto equilibrio tra processi di ossidazione e processi antiossidanti. Diciamo che il vivere delle nostre cellule produce normalmente dei prodotti tossici e viaggia attraverso processi di ossidazione, che sono però processi che appunto servono a
metabolizzare, produrre scorie, andare avanti nella vita. Quindi i processi di ossidazione sono processi di invecchiamento e possono essere processi che generano le malattie. I processi antiossidanti sono altrettanto eventi normali nel nostro organismo, sono reazioni enzimatiche con cui un eccesso di ossidazione viene subito fermata. E questo è stato, scoprire queste cose è stato il motivo di capire perché l'ozono può essere utile, perché lo dobbiamo vedere, quando lo iniettiamo, quando lo somministriamo, lo dobbiamo vedere come un forte shock ossidante, per cui si somministra un'equilibrata dose scioccante, diciamo, per il nostro sistema di difese antiossidanti, per cui si genera una vivace reazione antiossidante. La malattia infiammatoria cronica, che è la malattia, diciamo, che è definita proprio la malattia di questo decennio in quanto problema metabolico, è una difficile capacità dell'organismo a reagire a continue noxe ossidanti e appunto che provocano o la malattia o l'invecchiamento. L'organismo, ricevendone tante di piccole, fatica a reagire e a difendersi. Se invece si somministra una vivace scossa, diciamo, antiossidante all'organismo con l'ozono, per esempio, si ha di risvegliare nel corpo la reazione antiossidante che andrà a frenare un po' tutti i processi ossidanti del corpo e quindi a rinforzare le difese e dare una iniezione alla fine di energia e di positività. È lo stress ossidativo acuto? Quello che ci danneggia. Noi provochiamo uno stress ossidativo acuto più forte e appunto questa ozonizzazione con vari meccanismi che qui ho voluto riassumere perché agiscono sia sulle strutture delle proteine sia sulle strutture lipidiche del nostro corpo e in pratica si provoca nell'organismo la produzione, diciamo, di acqua ossigenata, che è un prodotto normale della vita delle nostre cellule nei processi appunto negativi. Noi ne diamo una produzione più forte, più vivace, gli enzimi antiossidanti intervengono a bloccare il tutto e reagisci positivamente. Vediamo anche la successiva, sì. Così concludiamo, insomma, ecco. È appunto questo per dare un'idea che di fronte a problemi così enormemente vari ma enormemente vasti in una colonna cervicale o in una colonna lombare, dove il fatto degenerativo di consumarsi delle strutture, di crearsi la stenosi, cioè di crearsi pressioni sui nervi, tutti questi meccanismi che vengono avanti un pochino alla volta e che però finiscono per invalidare una persona. Cosa possiamo fare? Possiamo cercare di aiutarla. Certamente esistono gestioni chirurgiche, però parliamo di persone che magari sono avanti con l'età, che hanno problemi collaterali, che hanno una situazione delicata dal punto di vista metabolico, quindi una cura chimica che intervenga non solo a togliere il dolore ma a far reagire positivamente la persona è molto, molto efficace e gestisce un problema. Ecco, nella mia mentalità è aiutare una persona a togliergli l'idea di essere un malato solo perché ha dei problemi di colonna vertebrale. Una persona per il resto sana si ritrova piena di dolori, quindi con una vita rovinata dal fatto di aver dolori, limitata nel muoversi perché questi problemi riducono la scioltezza dei movimenti. Se si riesce anche a gestire questo fatto di ridurre i dolori, non dico di eliminare il tutto perché la bacchetta magica magari non esiste, ma rendere vivibile una situazione dove gli hai ridotto di molto i dolori e quindi gli hai permesso di muoversi e gli hai ridotto anche la rigidità, ottieni più scioltezza nei movimenti, è un trattamento articolato che a rischio zero, perché anche questo va sottolineato, a rischio zero, permette di far star bene, star meglio una persona. E che ridà certamente qualità di vita, qualità insomma, alle persone. Sì. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Paola da Padova. Buongiorno Paola, ci dica pure. Grazie per l'opportunità. Allora, volevo chiedere al dottore, ma
Qualche letteratura medica dice che tutto sommato l'ossigeno può essere tossico, quindi se magari in poche parole mi può spiegare in breve, cioè la differenza tra la tossicità dell'ossigeno e questa terapia. Un'altra cosa, leggo che neuroortopediche. Per neuroortopediche si intende solo la parte neurologica che è collegata, scusi il termine ma non mi viene di meglio, all'ossatura, o anche proprio un problema, le faccio questa domanda perché mi interessa molto, un problema di grande stress neurologico con tutte le conseguenze e i disturbi che può dare un grande stress cosiddetto nervoso o di grande stanchezza. Ultima cosa, se mi permette, più o meno l'entità, cioè il numero di sedute che si può fare, e premetto comunque che io una volta, non a Padova ma a Mestre, ho fatto una seduta di grande emo e mi sono sentita sì una grande forza, però anche molto male. Conseguenza non le ho più fatte. Grazie infinite. Grazie Paola, grazie per la sua domanda. Allora, partiamo dalla cosa più semplice che abbiamo spiegato proprio in apertura, ed è questo connubio, insomma, che abbiamo detto delle due branche, insomma è la neuroortopedia, proprio questo. Certo. Allora, neuroortopedico, come abbiamo detto fino a qui, era rivolto appunto ai nervi, al midollo, alle strutture che stanno dentro all'impalcatura ossea e che vanno in difficoltà per causa dell'impalcatura ossea e cartilaginea, quindi sofferenza neurologica su base, diciamo, ortopedica. L'argomento che pone la signora è di grande interesse perché appunto situazioni di stress, situazioni di affaticamento, situazioni come per esempio in questo ultimo anno stiamo vivendo dopo il Covid, della malattia long Covid, cioè di queste sofferenze neurologiche che all'inizio non immaginavamo così pesanti. Noi stessi vediamo tantissimi casi che soffrono il disagio, la disfunzione neurologica post-Covid nei mesi dopo una malattia che magari come infezione di Covid in sé può essere stata anche modesta, diciamo, come forma classica respiratoria, eccetera. Allora tutte queste cose, cioè l'attività del sistema nervoso di per sé, l'attività del cervello di per sé, possono essere aiutate dall'ozono, così come in patologia neurologica ci sono sofferenze del cervello da cattiva ossigenazione, la malattia che è un degrado di funzionalità globale del cervello perché è poco ben ossigenato, perché è poco ben nutrito. L'ozono somministrato, come ha accennato la signora, attraverso il sangue, questa che viene chiamata grande autoemoterapia o terapia sistemica, che è la ozonizzazione di una quantità di sangue prelevato in sacca e poi rinfuso, può essere di grandissimo aiuto. Certamente la signora può aver sofferto sicuramente qualche disagio nell'averla fatta. Ci sono purtroppo tanti risvolti, bisogna aprire un capitolo dalla concentrazione che è stata usata quando gli hanno fatto questa grande autoemo, la velocità con cui è stata infusa, diciamo, mi permetta, la qualità professionale di chi gliel'ha fatta, perché purtroppo una cosa che lamentiamo noi che studiamo il sistema come società scientifiche per arrivare ad una razionalizzazione assoluta e a una codificazione assoluta di come vanno fatte le cose, spessissimo lamentiamo il fatto che è persino, mi permetta, troppo facile fare dell'ozono iniettato qui e lì. Allora, quello che lamentiamo è che tante volte i colleghi non segnalano, non scrivono al paziente: ti ho fatto il tal trattamento usando la tal concentrazione, tot di quantità, per quanto tempo, e quindi mancando una standardizzazione e un report preciso di che cosa è stato fatto, è difficile dire quanto è positivo, quanto è negativo. Allora è quella una delle cose che stiamo cercando di imporre con l'aiuto del Ministero della Sanità, arrivare a una codifica che non si limiti a dire sì, esiste letteratura dove è stato segnalato il caso su milioni di casi trattati
che ha avuto dei problemi, perché se la mettiamo sul piano statistico gli eventi avversi dell'ozonoterapia sono infinitesimi rispetto a qualunque altra terapia medica. Se noi consideriamo che esistono in letteratura una decina di report di singoli casi che hanno avuto problemi, dobbiamo paragonarli a milioni di pazienti trattati. E quindi sul piano di letteratura, per fortuna, le cose cominciano a essere studiate bene. Esistono ormai migliaia di lavori scientifici dove invece vengono analizzate grandi casistiche, come io parlo delle mie casistiche personali di migliaia e migliaia di pazienti, pubblicati risultati su riviste di impact factor internazionale, di riviste di prestigio internazionale. Ma tantissimi gruppi di lavoro in tutto il mondo ormai hanno fatto anche le cosiddette meta-analisi, che sono degli studi sui lavori scientifici pubblicati. Cioè un professionista prende quello che esiste in letteratura di studi di casistiche sull'ozonoterapia, per esempio, come in qualunque altro campo, analizza la qualità degli studi fatti, studia e seleziona solo gli studi di grande qualità e ricava una media dei risultati positivi o negativi dell'andamento globale di questi studi seri. Questo finale, il succo finale, si chiama una meta-analisi. Allora, sull'ozonoterapia negli ultimi 10 anni sono state fatte a livello mondiale almeno 6 meta-analisi che mostrano l'efficacia del trattamento. Certo, insomma, comunque la lotta, insomma, è perché vengano definiti comunque anche quelli che sono criteri seri, gli oggettivi, aspetti normativi, applicativi e la normativa quant'altro. che deve andarci dietro. Sì. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, mi chiamo Maria Teresa, telefono da Ormelle. Buongiorno, dica pure. Essendo che io soffro di artrite reumatoide da tanti anni, adesso è un periodo un po' tranquilla, diciamo, parliamo piano, volevo sapere se questi trattamenti si possono fare anche nel mio caso, insomma. Grazie Maria Teresa, io credo proprio di sì. Assolutamente sì, per un criterio appunto che abbiamo detto del fatto che questa è una terapia che riduce i processi ossidanti, i processi infiammatori. Quindi è per quello che chi all'inizio criticava l'ozonoterapia diceva ma la fanno passare come la panacea che fa star meglio da tutte le malattie, perché viene utilizzata per curare il calo delle difese immunitarie, viene utilizzata per rinforzare le difese in una persona affetta da una neoplasia, viene utilizzata per le malattie tipo le malattie intestinali e tantissime altre forme, perché nel nostro organismo queste forme patologiche hanno fattore denominatore comune proprio l'infiammazione cronica e i processi ossidativi, e quindi questa è una cura che frena i processi ossidativi. Quindi anche nel caso dell'artrite reumatoide chiaramente non vuole sostituirsi ai farmaci che servono per l'artrite reumatoide, certo. È un forte appoggio in più per far star meglio una Ricordiamo persona. Insomma che l'ossigenozonoterapia è sempre un trattamento complementare, certo, ecco, insomma, certo. da associare insomma, alla terapia classica. Certo. Ecco. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora molti aspetti da raccontare proprio su questo trattamento. A tra poco. Ben ritrovati nuovamente in diretta, parliamo di ossigeno-ozonoterapia, in particolare nel trattamento delle patologie neuro-ortopediche. Qui con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, che ci sta raccontando molto bene quali sono le applicazioni mediche attuali di questo trattamento. Non so se abbiamo subito una telefonata pronta in attesa a cui dare spazio. Eccola qui. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Giampietro da Vicenza. Buongiorno Giampietro, ci dica pure. A me è stato riscontrato una degenerazione della fibrocartilagine al polso.
Sì. E volevo capire se adesso anche cioè questa cosa qua mi sta dando parecchio dolore, parecchi disturbi. Volevo capire che se con il trattamento dell'ozono si potevano avere dei miglioramenti. Può trovare beneficio, ecco. Sì, trovare dei benefici. Ecco, un problema alla cartilagine del polso, abbiamo capito bene? Sì. La cartilagine del polso è degenerata, Ecco, degenerazione della cartilagine. Grazie Sì, Gianpietro. grazie. Prego dottore. Sì, è un processo degenerativo e quindi ha questi risvolti di possibilità di applicazione. Ci sono alcuni studi specifici su queste cose, cioè essendo appunto cartilagini dove il liquido sinoviale, diciamo l'olio di ammortizzazione, questo può riguardare il polso come può riguardare un ginocchio, come può riguardare una spalla, è molto importante. Allora qui c'è la combinazione dell'ozono assieme al collagene. Il collagene è un prodotto industriale di origine animale che negli ultimi anni sta prendendo piede moltissimo per la terapia di queste situazioni. Allora la combinazione di queste sostanze serve sia a fermare gli aspetti infiammatori degenerativi con l'ozono, sia ad avviare un processo riparativo iniettando il collagene. Quindi l'iniezione delle due cose può essere molto interessante. Quindi curare il sintomo, Sì. quindi il fastidio, il Sì, dolore, ma anche sì. pian pianino Ma anche andare a curare, a proprio il correggere danno della cartilagine. Sì. Perfetto. Quali altre applicazioni possiamo avere questo trattamento con l'ossigeno ozono e può dare benefici? Terapia dell'ozono, allora abbiamo detto i problemi di colonna vertebrale, lombare o cervicale, appunto dall'ernia discale ai processi degenerativi più o meno di tipo artrosico o stenosante, le radici dei nervi, sia perché correggiamo appunto la degenerazione che ha provocato l'infiammazione, sia perché andiamo a nutrire il nervo. Poi tolti questi aspetti, diciamo, ci sono gli altri aspetti del sistema nervoso centrale, migliorare l'ossigenazione, stimolare il metabolismo, aiutare il funzionamento del cervello perché miglioriamo la perfusione ematica. La perfusione vuol dire lo scambio di nutrienti dalla parete dell'arteria dove scorre il sangue all'interno della sostanza del cervello. Quindi ci sono certe forme di decadimento cerebrale perché è malnutrito, che possono essere molto aiutate perché si va ad ossigenare molto bene e a togliere sempre questa maledetta ossidazione che è il processo dell'invecchiare e del rovinarsi. Altre patologie poi diventano il trattamento sistemico, per cui ci sono trattamenti per la fatica cronica, che ci sono trattamenti per le malattie, diciamo, di calo delle difese immunitarie, ci sono malattie intestinali o malattie di carattere generale e allora entra qui il discorso delle diverse vie di somministrazione. Infatti le stavo per chiedere quali sono le modalità proprio Ecco. di somministrazione. Ritornando al tema dell'ernia del disco, della colonna vertebrale, c'è la somministrazione iniettiva a livello ambulatoriale che si ripete più volte perché appunto andiamo a cercare di smorzare il fattore causale, quindi non è tanto solo per ridurre il sintomo ma per correggere via via, piano piano, la causa. Poi c'è l'iniezione assieme a queste direttamente intradiscale. Allora questa è un'immagine esemplificativa in alto a destra di un ago portato dentro ad un disco e il bianco che si vede è l'iniezione del gas ozono dentro al disco, gas che diffonde anche intorno e lì abbiamo riassunta un'immagine dell'ernia che è quella sporgenza grigio chiaro verso i nervi che stanno all'indietro sotto e 60 giorni dopo il risultato morfologico. Cioè anche qui ritorniamo al discorso di prima, lavoriamo per ridurre i sintomi, però lavoriamo anche per ottenere una modifica della forma. Qui devo aprire una parentesi perché soprattutto nei primi anni mi succedeva, e appunto dico io nasco come chirurgo per cui partivo anch'io dall'idea di togliere massa per far star bene una persona. Mi succedeva che le persone venivano a dirmi ah dottore che bene io adesso sto benissimo però c'è un problema, ho fatto una risonanza di controllo, c'è ancora l'ernia di prima. Allora
abbiamo visto che è così, che purtroppo in patologia di colonna vertebrale c'è normalmente una discrepanza tra come sta una persona e come la forma. Questo avviene se uno non ha mai avuto nessun disturbo, può avere un'ernia del disco e non saperlo, uno può essere stato operato a cielo aperto e avere ancora la sua ernia e stare indipendentemente da questo bene o male, può fare un trattamento con l'ozono e stare perfettamente bene con un'ernia che è scomparsa o con un'ernia che è ancora lì. Sono problemi di funzionalità metabolica che andiamo cercando di correggere per ottenere sempre questo target, che la persona stia bene, che non abbia l'idea di essere un malato. Ecco, queste procedure intradiscali che abbiamo visto, lei ne ha fatte 70.000 dal 1993? Sì, qualcosa di più forse, perché purtroppo gli anni sono volati e allora abbiamo fatto un enorme numero di studi. Tutti questi procedimenti ancora al giorno d'oggi devono rientrare dentro a quelle che sono le classificazioni del Ministero della Sanità, che dà, diciamo, delle sorte di linee guida che sono elaborate dalle nostre società scientifiche. Bisogna anche dire che esistono anche dentro le società scientifiche diverse correnti di pensiero. Io faccio parte della FIO, che è la Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, che è collegata con le altre società delle varie nazioni di ossigeno-ozonoterapia. Tutti siamo componenti della Federazione Mondiale di Ossigeno-Ozonoterapia, all'interno della quale abbiamo un comitato di studio che è quello che cerca di codificare, standardizzare i modi di lavoro. Allora, chiaramente all'inizio le tecniche avevano, diciamo, la fattibilità, così come avete visto in queste immagini, della grande semplicità, diciamo, dal mio punto di vista, di andare con un ago dentro al disco invece che tagliare e aprire. Certo. Per il paziente è un disagio minimizzato al nulla, un ricovero dalla mattina alla sera. Anche nella colonna cervicale di una persona una tecnica di questo genere si fa tenendo la persona ospedalizzata dalla mattina alla sera. Chiaramente all'inizio non avevamo una conoscenza esatta delle quantità, delle concentrazioni che potevamo, che dovevamo usare. L'esperienza ha creato la cultura, la conoscenza e crescere della identificazione dei limiti e dei parametri, per cui adesso le tecniche sono molto ben codificate, si sa quello che facciamo, si sa i risultati che miriamo di ottenere. Purtroppo esiste sempre la variabilità individuale, come in tutte le cure mediche, purtroppo c'è sempre un margine di non riuscita. Diciamo che, riassumendo, uno può dire che questa tipologia di cure può essere il filtro migliore per definire quali saranno le persone che, se non beneficiano di questo, purtroppo hanno bisogno di chirurgia aperta. E quindi questo è, diciamo, un filtro in totale sicurezza, per cui togliamo al campo chirurgico il 75% come minimo delle persone. Certo. Io vorrei ricordare che lei, dottor Alexandra, ha contribuito enormemente, insomma, a far conoscere e diffondere poi questa tecnica. Sì, essendo stato uno di quelli che si è inventata, chiaramente negli anni abbiamo avuto allievi che sono venuti per fortuna da tutte le parti del mondo. La federazione spagnola è nata perché i primi sono venuti da me a imparare, dalla federazione spagnola e la federazione latinoamericana, cioè la confederazione di tutti gli stati dell'America Latina, vive questi trattamenti, anche perché bisogna dire che sono trattamenti assolutamente economici rispetto alla spesa sanitaria di un intervento chirurgico. E infatti noi abbiamo fatto, assieme all'Università di Milano, un centro di applicazione di queste tecniche all'ospedale di Lodi. Per 8 anni abbiamo lavorato lì proprio per uno studio della regione Lombardia, oltre che per dimostrare l'efficacia di quello che facevamo, anche per dimostrare la valenza economica. Quando tu, con una spesa con cui andresti a operare, a portare su un campo chirurgico una persona, ne curi 10, con tecniche mini-invasive, la spesa sanitaria si ridimensiona e tutto si calibra.
Certo, e poi vorrei anche ricordare, ed è un aspetto secondo me fondamentale, che l'Istituto EUNI di Treviso è il luogo dove si svolgono i corsi pratici per l'insegnamento universitario del Master dell'Università di Siena, di cui lei è docente. Certo, io sono uno dei componenti dei docenti di questo Master universitario e purtroppo ce ne sono soltanto 3 in Italia, master universitari di insegnamento di queste tecniche, ma per fortuna gli allievi vengono con entusiasmo e allora abbiamo questa convenzione che, avendo necessità di ambienti dedicati a queste tecniche, la parte teorica la facciamo all'Università a Siena, la parte pratica si svolge da noi a Treviso. Certo, tecniche che non sono pericolose, non ci sono controindicazioni, diciamo così, e i risultati sono molto interessanti. Sì. Le controindicazioni stanno nell'ipertensione maligna, quindi quella ipertensione arteriosa che già è difficile da gestire con i farmaci, una persona che deve essere costantemente sotto controllo, che ha in particolare la pressione minima alta, è meglio che non faccia l'ozonoterapia perché rischia di alzarla. E poi l'unica malattia che è il favismo, che è una malattia che espone la persona a dei gravi danni quando riceva qualunque sostanza che provoca processi ossidativi, e quindi quando esiste questa malattia non si fa l'ozono. Grazie al dottor Alberto Alexander di essere stato con noi, di averci parlato ampiamente di questo trattamento. Grazie dottore. Grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.